potentissima orazione di San Cipriano, per spezzare fatture, malocchi, e per allontanare il male ed ogni insidia diabolica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io, Cipriani, misero peccatore, per la grazia di Gesù Cristo, e per provvedere al sonno e dalla memoria mia, pregai e domandai: o Altissimo, il quale sei il mio Dio forte e potente, il quale abiti nel gran lume, e sei santo e lodevole, conoscesti la mia iniquità, per la quale sono stato in potestà del demonio, ma io ignoravo allora il tuo santissimo nome. Perciò con malefici faceva che le nubi non piovessero, i campi non producessero, gli armenti non generassero, le donne non portassero a frutto i loro figlioli, ed i pesci stessi non tentassero il mare, perdendo ogni corso e velocità. Tutte queste cose le facevo per la grande mia iniquità. Ma ora, Signore mio Gesù Cristo, che ho conosciuto il vostro santissimo nome, l'ho amato, e sono già convertito con tutto il mio cuore, con tutta l'anima, con tutta la mia mente, con tutte le mie forze, nel tuo amore e nei tuoi comandamenti. Desidero di sempre permanere in te. Io ti domando che tu mi conceda il tuo amore. Tu che sei parola dell'Altissimo Padre, accio che si rompano i legami delle nubi, e discenda la pioggia sopra la terra, e gli alberi diano i loro frutti, e le donne partoriscano i loro figliuoli senza macchie, e poppino i fanciulli il latte delle loro madri, e si sciolgano i pesci nel mare, e tutte le cose che sono in esso, e disciolgansi tutti gli animali volatili, e tutti gli animali che sono di 4 piedi, e tutti i fiumi. E se alcuno, uomo o donna, avesse qualche ombra di spirito maligno, o malia, per la quale facesse del male agli altri suoi simili, ogni sua virtù sia disfatta, e nel nome santissimo tuo Jesus, fugga da costui ogni maligno spirito, ed ogni malia o fantasma, e non possa aver potestà il maledetto demonio di nuocere ad alcuna persona, la quale confida in te, e si parta da lui o da lei ogni maleficio e ogni malia, e sia maledetta ogni sua opera, ogni suo senso ed ogni sua fatica. E tu, Signore mio, guardaci dal demonio e da ogni suo inganno, per lo santo tuo nome è grande e sempre glorificato. O mio Dio onnipotente, accetta le mie suppliche e fa sì che con piena tua mano piovano sul tuo servo o serva quelle stesse benedizioni che cader facesti su quella pietra di Oreb, da cui ne scaturì acqua abbondantissima per la dissetazione dei figliuoli di Israele. O Signore e Dio, siccome ponesti Adamo nel paradiso del mondo, da dove ne esce un gran fiume, il quale si divide in 4 fiumi, cioè Gion, Fison, Tigri ed Eufrate, e da cui comandasti che tutto il mondo bagnasse, e ognuno possa a lui contrastare. Così ancora il maledetto demonio, o alcun legame o fattura, o mal'uomo, o mala donna, o malocchio, o malincontro darci noia, e non possa contristare, né nuocere il servo tuo o serva tua, né alcun di quelli che ti chiameranno in aiuto. Partansi ogni malia, ogni male, ed ogni inganno del demonio. Partansi ancora da essi tutti gli avversari, e non abbiano alcuna potestà di poter loro nuocere. E ciascuno dei loro avversari, che desidera di nuocere loro, sia confuso, e indirizza la persona del tuo servo o serva tua e tutti i suoi membri, per la virtù dell'Altissimo Iddio, per intercessione a San Michele, San Gabriele, San Raffaele, cherubini e serafini, per la virtù del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. E per la virtù di quel glorioso angelo, il quale discese nella città di Nazaret alla Vergine Maria, e per la virtù
di quei cherubini e serafini, i quali stanno sempre intorno alla sedia dell'Altissimo Iddio. Guardi e liberi il servo tuo o serva tua da ogni fattura e da ogni malpensiero dei nemici. Ne abbiano potestà di nuocere per l'orazione degli angeli, i quali sono riuniti in tutto il mondo. Così libera questa casa e tutti quelli che abitano in essa da tutti i mali che fanno i malvagi o le male donne. E per il nome, quale è sopra i cherubini, fa che non abbia potestà il maledetto demonio di stare né scorrer dinanzi al tuo servo o serva tua, né di giorno né di notte sia turbato né offeso. E per l'orazione di San Pietro, principe degli apostoli, e per le petizioni dei santissimi, e per l'umiltà dei pellegrini, e per la penitenza di Adamo, e per il sacrificio di Abele, e per la mansuetudine di Isacco, per la castità di Giuseppe, per la bontà di Giosafate, per l'obbedienza di Noè, per la benignità di Matusalem, per la fede ed obbedienza di Abramo, per l'offerta di Isaia, per la religione di Melchisedec, per la peregrinazione di Giacobbe, per la pazienza di Giobbe, per la mansuetudine di Mosè, per la religione di Aaron, per la devozione di Tobia, per i salmi di David, per l'orazione di Sara, per il lamento di Geremia, per la santità di Zaccaria, e per le profezie dei profeti, e per le sedi di coloro che non dormono mai, lodando e benedicendo Dio in cielo, e per la chiarezza della divinità, e per le rivelazioni degli evangelisti, per la voce degli angeli, e per colui che vide Mosè, e per lo splendore del lume eterno, per la fortezza dei martiri, per la fede dei confessori, per l'annunciazione e concezione di nostro Signore Gesù Cristo, per la natività e battesimo suo, per la croce, passione, e per la morte sua, per colui che di 2 pesci e 5 pani saziò 5.000 uomini nel deserto, e per colui che andò sopra le acque con i suoi piedi, e per quei cori degli angeli, i quali saliranno al cielo con Gesù Cristo, e per il digiuno dei santi apostoli, e per lo Spirito Santo, il quale venne sopra di loro, e per la contrizione dei pellegrini, e per tutti coloro che temono Dio, e per colui che creò tutte le cose, sciolga questa anima da ogni forza del demonio, per l'autorità del divino e dei santi nomi, che qui sono scritti a lode di Dio. Amen. E se quella malia o legame fosse stato fatto in nome del demonio infilato in oro o in ferro, o in rame, o in piombo, o in stagno, o in lana, o in lino, o in uccello, o in pesce, o in legno, in alcuna ombra, in pietra, o in sepoltura di cristiani, o di ebrei, o in fonte, o in mare, o in casa, o parte di sotto o di sopra, o in campo o in vite, o in albore o in pozzo, in profondo di acqua, in sepoltura o in fosse, o in deserto, o in decisione di via o in chiusura. Tutte queste cose siano disfatte appresso la serva o servo di Dio nostro, in nome dello stesso Dio, ed il maligno demonio non abbia potestà di nuocere alcuno di quella casa, e porti il suo amore dinanzi ai santi Michele, Raffaele, Gabriele ed angeli, ed arcangeli, troni, dominazioni, principati e potestà, virtù, ed ogni ordine dei beati spiriti, e per San Giovanni Battista, e per i patriarchi, i profeti, e per l'orazione dei 12 apostoli, e per l'orazione dei 4 evangelisti, e per l'orazione dei santi martiri, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Lorenzo, Vincenzo, Teodoro, Crispino, Dionisio, Eustachio, ed altri compagni, e per l'orazione di tutti i confessori, e per l'orazione delle Sante Vergini Maria, Salomè, Margherita, Perpetua, Agnese, Felicita, Lucia, Cecilia, Caterina, Reparata, Concordia, Cristiana, Giuliana, Barbara, Giustina, e tutte le Sante Vergini e martiri di Dio per la virtù celestiale e Dio vivo e vero, crocifisso, imperatore e vincitore della morte, il quale liberò l'umana generazione dalla potestà delle tenebre. Sia liberato il servo o serva
di Dio nostro. Io ti scongiuro maligno spirito. Per il nome di Dio Tetragrammaton. Per la virtù di colui che non ha principio né fine, il quale va sopra le nubi e sopra le penne dei venti. Per gli angeli che sono dinanzi a lui, le cui facce sono coperte. E per lo splendore dell'Altissimo. E per la virtù del Signore dei Signori. Io ti scongiuro maligno spirito. Che tu non abbia potestà sopra di questo servo o serva di Dio nostro. Che né di giorno, né di notte abbia potestà sopra di lei, né vigilando, né dormendo, o in casa, o fuori, o mangiando, o bevendo, o in campo, o in vigna, o in via torta, o di 2 o di 3 vie, o in ogni luogo dove l'umana generazione conserva immagine di cera, o di qualunque metallo essa sia. Non abbia potestà di poter nuocere a questo servo o serva di Dio nostro. E siccome l'ardente fuoco non bruciò i 3 fanciulli Silerac, Misac, ed Abdenago, così non possa alcun maligno spirito nuocere al servo o alla serva vostro. Ed il nostro Signor Gesù Cristo guardi il devoto servo o serva da ogni pericolo, conservandolo nella sua grazia. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.